Siamo lieti stamattina di partecipare a questo momento, un momento che vede un'attività di accoglienza di questi ragazzi che nel loro territorio stanno vivendo un'esperienza veramente drammatica e essere qui partecipi a questa attività è anche un segnale di attenzione del nostro territorio, ma soprattutto dell'attività e della sinergia che le nostre istituzioni scolastiche, che sono una realtà presente, sono un punto di riferimento educativo e non solo per la nostra realtà, sta portando avanti. E noi ci auguriamo che questa esperienza e questa nostra partecipazione e comunque questo nostro impegno verso coloro i quali in questo momento stanno vivendo una situazione drammatica possa essere veramente d'aiuto e possa aiutare a collegare queste realtà in una sinergia, in una vicinanza anche di intenti per cercare di costruire la pace e non c'è metodo migliore che coinvolgere i ragazzi che sono il nostro futuro.